dare subito una svolta al proprio campionato, trovando i primi 2 punti dell'anno. Reggio Emilia li cerca in trasferta per dare continuità, ma per farlo dovrà superare Cremona a casa sua. Prima tra le mura amiche per la Vanoli, qui dove la scorsa stagione gli uomini di Cavina hanno costruito le fondamenta della salvezza, ottenuta con anticipo. Jones, side step, tripla, mandata a bersaglio. Owens fino in fondo, il primo punto esclamativo della partita di Tariq Owens. Finto pick and roll con Ebua che si apre, prende da 3 punti, tira, segna, Ebua. Winston non si produce niente dal pick and roll, allora Smith deve forzare da 3 punti. Davis in emergenza, il salto per Lacey che attacca ora, tiro in avvitamento, un canestro meraviglioso di Trevor Lacey. Preferisce però andare da Winston che segna da 3 punti. Si è messa in moto Reggio Emilia e torna sul -3. Owens si sfida Davis che dà un grandissimo pallone a Luca Conti che segna. Cremona che perde palla, la recupera Barford che va fino in fondo, ne fa 2. Sicuramente siamo partiti molto forti noi, poi loro sono stati bravi a recuperare e tornare sotto. Sicuramente hanno aumentato l'aggressività, quindi noi abbiamo perso un po' di lucidità in attacco e quindi abbiamo fatto magari un po' più di fatica a trovare canestro. E invece per quanto riguarda la difesa dobbiamo essere più aggressivi, concedere meno canestri facili in transizione in contropiede. Subito presa e segnata da Corey Davis. Dalla spazzatura Luca Conti. Esce Jamar Smith, il blocco di Chillo su di lui Booth. Jamar Smith complicatissimo, gioco probabile da 4 punti di Jamar Smith. L'esperienza del numero 15. Seguiamo il movimento di Jamar Smith, ovviamente a salire e ricevere, ultimi 8 secondi, vedi di prendere il blocco, poi attacca, tiro complicatissimo, Jamar Smith meraviglioso. Finto blocco di Poser, c'è il cambio, Lacey in testa, Chillo, Trevor Lacey, l'ultimo possesso è il suo, lo sanno tutti al Palarani, si prende il tiro, lo segna. Winston vuole attaccare 1 contro 1 contro Nikolic, si balla con Cassius Winston, Momo Fayet corregge. È scivolato Fayet, Winston in un modo o nell'altro è riuscito a trovare Cheatham che parte in palleggio, aveva già raccolto l'ultimo palleggio, segna, subisce il fallo e c'è un tecnico. Cremona si vuole davvero, tra virgolette, dominare. Dall'altra parte Jalen Barford è entrato in un altro tipo di circolo, quello dove vuol prendere palla e pareggiare la partita. Cheatham riceve, non ci pensa su 2 volte, primo ferro, oggi non ha mai stato da 3 Cheatham, Momo Fayet. E ora il time out, lo chiede la Vanoli, lo chiede coach Cavina perché la 1 Tels Reggio Emilia è avanti. Scivola Ebua, attacca Davis che alza la parabola e ritrova i 2 punti. Ultimi 10 secondi, vuole attaccare Nikolic, Smith 1 contro 1, crea separazione Jamar Smith.
fa riprendere il numero 5 che attacca a mano destra, è il suo momento, tira da 3 punti, in testa Uglietti! 2 su 2 di Jamar Smith, quindi quello che doveva fare lo ha fatto. Allora Davis tira da 3 punti, 2 volte al ferro, il rimbalzo è di Momo Faye che la mette nelle mani di Jamar Smith. All'overtime 74, Vanoli Cremona 77, 1 Tess Reggio Emilia. Hey man, it's just the work, man. It's just the work. I work hard every day. You know, I don't take days off, so that's just what it is, man. Just the work.